L'Italia è il secondo consumatore di bottiglie di plastica per acqua del mondo. Prima di noi c'è solo il Messico. Questo è il motivo per cui oggi ho presentato e illustrato in commissione ed è iniziato l'iter per la sua approvazione una proposta di legge che mira sostanzialmente a sostituire le bottiglie di plastica a contenitori riutilizzabili, bottiglie di vetro, borracce di metallo che dovranno e potranno essere caricate o presso delle casette pubbliche dell'acqua o presso negli edifici pubblici sempre da acqua da spina, che tra l'altro sarà ancora microfiltrata e quindi avrà maggiori garanzie di salubrità dell'acqua dell'acquedotto, senza contare che poi quando si parla di riciclo bisogna tener conto che in realtà la plastica che noi ricicliamo viene esportata in altri paesi, spesso sottosviluppati, e l'incarico di poter riutilizzare questa plastica viene data a dei bambini che sono costretti a lavorare per fare quella separazione. Beh, allora io credo che la Regione debba dare un indirizzo preciso ai veneti e agli enti locali per risolvere questo problema in maniera definitiva e sicuramente ambientalmente corretta.